Ci rivolgiamo alla parola del Signore. Leggeremo in Giacomo capitolo 1, il versetto 1 fino al verso 7, 8, fino al verso 8, i primi 8 versi di questa epistola, l'inizio proprio di questa epistola. Cosa vuol dire epistola? Lettera. Giacomo capitolo 1, dal primo verso fino al verso 8. Alleluia. Amen. Se potete, ci alziamo in piedi. Gloria al Signore. Inizio la lettura. Giacomo, servo di Dio e del Signore Gesù Cristo, alle 12 tribù che sono disperse nel mondo. Salute. Fratelli miei, considerate una grande gioia quando venite a trovarvi in prove svariate, sapendo che la prova della vostra fede produce costanza. E la costanza compia pienamente l'opera sua in voi, perché siate perfetti e completi, di nulla mancanti. Se poi qualcuno di voi manca di saggezza, la chieda a Dio, che dona a tutti generosamente, senza rinfacciare, e gli sarà data. Ma la chieda con fede, senza dubitare, perché chi dubita rassomiglia a un'onda del mare, agitata dal vento e spinta qua e là. Un tale uomo non pensi di ricevere qualcosa dal Signore, perché è di animo doppio, instabile in tutte le sue vie. Amen. Amen. Fin qui la lettura della parola del Signore. Alleluia. È un'epistola, una lettera, e fa parte di quelle che nel canone biblico vengono raggruppate come le epistole generali, no? O cattoliche, cioè epistole destinate a tutti. La parola cattolico vuol dire universale. Quindi sono lettere che questi apostoli, Giacomo, Pietro, Giovanni, hanno scritto per tutta la Chiesa. Alleluia. Amen? Amen. Paolo scriveva a delle chiese, ha scritto a delle chiese in modo particolare, ai Romani, ai Corinzi, agli Efesini, ai Filippesi, ai Tessalonicesi. Poi ha scritto delle epistole pastorali destinate a pastori, Tito, Timoteo, così via. Queste sono epistole generali o cattoliche per tutta la Chiesa. Alleluia. Alleluia. E Giacomo si presenta in questa lettera come servo di Dio e del Signore Gesù Cristo. Amen? Amen. Alleluia. Giacomo, servo di Dio e del Signore Gesù Cristo. Non si è presentato come pastore Giacomo per la chiesa di Gerusalemme. Non si è neanche presentato come Giacomo, fratello di Gesù, servo di Dio. E veramente voglia il Signore che ciascuno di noi possa sentirsi un servo davanti a Dio. Sì, siamo figli di Dio, alleluia, ma vogliamo anche servire Dio, Siamo stati chiamati a servire il Signore, servire la Chiesa, servire Dio. Alleluia. E inizia con esortazioni o consigli preziosi per la Chiesa, per chi ama il Signore, per la Chiesa che comunque qui sulla terra è provata, o no? Tutti noi siamo provati, sapete? Abbiamo prove da combattere, da superare, e anche tentazioni. E l'Apostolo Giacomo dice: fratelli miei, considerate
una grande gioia quando venite a trovarvi in prove svariate. Ma come? Ci sta dicendo Giacomo che dobbiamo considerare qualcosa di positivo, di grandemente positivo, quando vediamo che la nostra vita viene provata. Sì, perché grazie a Dio Lui ci dà una visione nuova delle cose. Ci fa vedere cose che gli altri non possono vedere. E quando vedi che anche la tua vita viene combattuta, vogliamo mettere in pratica questa esortazione che viene dalla parola di Dio. Considerala, questa battaglia che stai vivendo, questa prova, come un'opportunità. Puoi scegliere di vedere le cose da un punto di vista pessimistico e quindi ti butti giù, non vedi alcuna speranza, nessuna luce in fondo al tunnel, o puoi vivere la situazione in un altro modo, in un modo positivo, no? Qual è il modo positivo? Pensare, vedere ciò che non vedi adesso. Dopo questa prova c'è una grande benedizione per la mia vita. Lo puoi pensare? E perché no? Cambia tanto, o no? Cambia tanto. Fratelli miei, considerate una grande gioia quando venite a trovarvi in prove svariate, sapendo che la prova della vostra fede produce costanza. C'è qualcosa di cui abbiamo bisogno, è veramente fondamentale, la costanza. Sii costante nella fede, sii costante nel tuo cammino, sii costante nel servizio, sii costante in ciò che Dio ti ha dato da fare. Amen. Sii costante nella preghiera, sii costante nei tuoi impegni con il Signore, sii costante. Amen. Alleluia. E la costanza viene dopo che hai superato la prova. Quindi per questo, dice l'Apostolo, considerate una grande gioia quando venite a trovarvi in prove svariate, sapendo che la prova della vostra fede produce costanza. E la costanza compia pienamente l'opera sua in voi. Amen? Amen. Perché molti non si vede quest'opera del Signore nella loro vita? Perché non si è costanti. Quanti vediamo in chiesa una domenica, 2 domeniche e poi 3 domeniche non le vedo? Li chiami? Anni che li conosco e sempre hanno bisogno della chiamata. Dobbiamo essere costanti. Amen. Se non si è costanti, l'opera di Dio non può avvenire nella nostra vita. Amen. Amen. Gloria al Signore. Ma l'opera di Dio deve compiersi pienamente in noi, nella nostra vita, affinché possiamo essere perfetti, completi, di nulla mancanti. Alleluia. In qualche modo è come se volesse dire l'Apostolo Giacomo che ci perfeziona. Amen? Ci cambia, ci migliora. Alleluia. Oltre alla costanza, qui si parla anche di saggezza. Io credo che le due cose siano anche legate. Chi è costante è anche saggio. Chi è costante acquisisce saggezza. O no? Perché il tuo cammino costante ti ha fatto vedere
come il Signore interviene. E come non occorra disperarsi nelle difficoltà, ma la saggezza ti porta a fidarti di Dio. Come è stato fedele il Signore nelle tue precedenti esperienze, sarà fedele ancora nella difficoltà di oggi, affinché anche domani, ricordando le esperienze passate, possa continuare tu ad andare avanti in modo costante, sempre confidando nella fedeltà di Dio. Amen. Gloria al Signore. E dice Giacomo, se qualcuno di voi manca di saggezza, la chieda a Dio, che dona a tutti generosamente, senza rinfacciare, e gli sarà data. Gloria a Dio. Vogliamo essere più saggi, costanti, saggi. Ma a chi dobbiamo chiedere la saggezza? Alla fonte della saggezza, colui che è saggio. La saggezza viene da Lui, Noi dammi saggezza. Non posso non fare accenno all'esperienza di Salomone, del re Salomone, no? Vi ricordate? Il Tempio finì, la costruzione fu terminata e Salomone pregò il Signore benedire questa casa. Signore, ti prego, quando il tuo popolo verrà qui e ti pregherà, ascoltalo, benedicilo. Se si pente, benedicilo. Dio ascoltò questa preghiera e disse a Salomone, chiedimi quello che vuoi. Io ti darò chiedimi quello che vuoi. Pensate, Salomone poteva chiedere, fa che il mio regno diventi una potenza militare, che io possa essere temuto come re. No. Fammi diventare il più ricco di tutti i re. No. Cosa chiese Salomone? Signore, tu mi hai chiamato come re e questo non è il mio popolo, è il tuo popolo. Devo governare questo popolo che non è mio, è il tuo popolo. Ti prego, dammi saggezza per governare questo popolo. Amen. Questa richiesta mi piace. Ma pure, siccome non me l'hai chiesto, io te lo do, quello che non mi hai chiesto. Non solo la tua saggezza, ma tanta ricchezza. Le ricchezze di Salomone superarono di gran lunga quelle di tutti gli altri re. La sua fama si sparse ovunque. Qualcuno veniva proprio dai confini della terra. Dice la scrittura, una regina da molto lontano, da Saba, che era una zona molto lontana, in Africa forse, credo. Partì da molto lontano una carovana portando dei doni a questo re, ma io voglio conoscere questo re, ma chi è questo Salomone così saggio? Gloria a Dio. Dio ci dia saggezza, amen. Alleluia. Se qualcuno di voi manca di saggezza, la chieda a Dio, che dona a tutti generosamente, senza rinfacciare, e gli sarà data. Alleluia. Ma c'è un ma. Però, quando chiedi, devi chiedere in un certo modo. Quando si chiede, qui si sta parlando della saggezza, ma qualunque cosa noi chiediamo a Dio, dobbiamo chiederla sempre senza dubitare. Amen. Dobbiamo chiedere con fede senza dubitare. Amen. Perché motiva questa affermazione l'Apostolo? Perché chi dubita rassomiglia a un'onda del mare agitata dal vento e spinta qua e là. È vero che a volte ci sentiamo così? È vero? Sì.
perché abbiamo chiesto sì l'intervento del Signore, ma pure c'è qualcosa dentro di noi che ce l'abbiamo sempre dentro e che dobbiamo liberarci di questo qualcosa che non ci fa essere tranquilli appieno. Si chiama dubbio, e il dubbio contrasta con la fede. Non possono coesistere il dubbio e la fede. Amen? Perché è così. Quando hai fede, chiedi e stai sereno. Hai chiesto. O no? Quando presenti la domanda al comune, la presenti, viene protocollata, no? Devi solo aspettare che venga il tuo turno. Però sai che qualcosa è stato già fatto. L'inizio, quello che devi fare, lo hai fatto. Quello che dobbiamo fare è pregare. L'adempimento, l'esaudimento della preghiera spetta a Dio. Ora, Dio non ha un ordine, non lo so se c'è un protocollo nel cielo, non lo so. Ho scherzato, è una battuta. Ma so che Dio interviene sempre al momento opportuno. Questo te lo posso assicurare. Amen. Alleluia. Ora, se preghiamo e diamo il problema al Signore, dobbiamo pure restare tranquilli. Ma fratello, ho pregato, continua a pregare pazientemente, costantemente. Prega il Signore. Saggiamente. L'unica cosa che puoi fare è pregare il Signore. Lui può cambiare tutto. Ci credi? Amen? Può cambiare tutto il Signore? E tutti? Amen? Alleluia, non c'è nulla che il Signore non possa fare. E quindi aspetta. Ma nel frattempo non essere agitato. La notte dormi tranquillo. Non andare dal medico a chiedere tranquillanti, no. Stai sereno. Dormi serenamente, in pace mi coricherò e in pace dormirò, perché tu solo, eterno, mi fai abitare in sicurezza, in sicurezza, o no? Gloria al Signore. Perché ora un uomo che è così, che dubita, è un uomo d'animo doppio. Avete conosciuto persone di animo doppio? Davanti, in un determinato momento, una cosa. Passa tempo, cambia, ma totalmente, penso, ma non si rende conto di quanto è cambiato da così a così? Tutto l'opposto di quello che aveva detto precedentemente. Signore è buono e glorioso, Signore ci aiuta. Signore non ascolta le nostre preghiere. Signore, come puoi fare dire l'opposto? Purtroppo è così, ci sono persone di animo doppio. Dio ci dia grazia. Alleluia, di non essere doppi d'animo, di non essere invece di un animo che si affida completamente all'amore di Dio, alla fedeltà di Dio, alla grazia di Dio, all'onnipotenza di Dio. Amen. Alleluia, un tale uomo non pensi di ricevere qualcosa dal Signore. Perché Signore non mi ascolta? E tu fai così, vedrai che non riceverai niente. Ma perché? Parole contro parole, si sbaglia a parlare. Non riceverai mai dal Signore qualcosa, se non hai veramente fiducia nel Signore. Amen? Alleluia. Vogliamo chiedere al Signore costanza. Io non so se si potesse rappresentare la nostra spiritualità come un diagramma, sarebbe come l'elettrocardiogramma, no? A volte, sapete? Alti e bassi, alti e bassi, alti e bassi. Dobbiamo essere costanti. E piano piano, con l'aiuto del Signore, leggermente ambire verso l'alto. Piano piano. Amen? Amen. Il Signore non ci ha chiamati ad essere una cima spirituale. Così come sono, il Signore mi ha chiamato. O è Lui che mi fa crescere. Con la mia costanza io permetto al Signore di operare nella mia vita. Quando chiamò Gedeone,
Signore gli disse: va così, con questa tua forza. Vai, non sono io che ti ho mandato. Così come sei, io ti sto chiamando così. A me? Se non gli ha detto prima fatti i muscoli, vai in palestra. No, così come sei. Vai, sono io che ti mando. Ma Signore, io sono l'ultimo dei miei fratelli, la mia famiglia è la più povera. Sì, ma vai, così come sei, vai. Il Signore ci ha chiamati così come siamo. Amen. Ora dobbiamo crescere. Facci crescere, Signore. E per crescere bisogna essere costanti. Per crescere bisogna non rifiutare la prova, la difficoltà. Per crescere bisogna accettare la prova e addirittura considerarla una grande gioia. Oh, questo problema. Perché nella mia vita, Signore, questo problema? E invece bisognerebbe dire: Signore, grazie per questa prova, perché so che dopo questa prova c'è una grande benedizione per la mia vita. Riesci a dirlo? Alleluia, è difficile. Ma se il Signore sta operando dentro di noi, io credo che gli effetti si vedono. Anche questa mattina, pensate a Vittorio, si è alzato Totò, Salvatore, no? Quel giovane che l'ho raccontato a Regis. Una volta aveva alzato la mano, ha fatto un appello per accettare il Signore. E dentro di me pensavo: no, questo, chissà quella volta cosa, un'emozione, no? E invece stamattina ha testimoniato, ha fatto una bella testimonianza. E mentre lui, io non lo do a vedere, ma io gioivo dentro fra me, c'erano i fuochi d'artificio dentro di me. Tu. Gloria a Dio. E vedevo e si ringraziava: grazie, questa è l'opera tua. Poi ha finito la testimonianza e diceva: ma chi è che ha spinto Totò ad alzarsi? Chi gli ha detto di alzarsi? È qualcosa che ha sentito dentro. Io mi devo alzare, testimoniare. E allora qualcosa sta intervenendo nella sua vita, lo sta cambiando. Gli effetti della grazia di Dio si vedono o no? Alleluia! Vogliamo vedere veramente l'opera di Dio in ognuno di noi. Alleluia, gloria al Signore. Vogliamo alzarci in piedi, vogliamo pregare al Signore.